Incassavano denaro per velocizzare l'iter del rilascio delle concessioni edilizie. I funzionari e gli impiegati del settore urbanistica ed edilizia del comune di Reggio Calabria arrestati stamani dagli agenti della squadra mobile. Ai 9 arrestati sono contestati a vario titolo l'associazione per delinquere, la corruzione, l'abuso d'ufficio ed altri reati. 4 persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile a Vibo Valentia per tentata estorsione aggravata ad un imprenditore edile. Le persone coinvolte nelle indagini appartengono, secondo gli investigatori, alla Cosca Lo Bianco che opera a Vibo Valentia. Tra gli arrestati di oggi c'è il genero del boss Carmelo Lo Bianco. Una raffineria di droga riconducibile all''ndrangheta è stata scoperta dai carabinieri di Pescara nel centro di San Salvo, in provincia di Chieti. A seguito di un'irruzione nella struttura, i militari hanno sequestrato 2,5 kg di cocaina, materiale chimico per la raffinazione e 5 pistole. 3 degli arrestati sono di origini calabresi e uno sarebbe il figlio di un capocosca dell''ndrangheta del Crotonese. Voleva controllare in modo indiscusso le attività illecite nella zona tra Gerocarne e Soriano. Emanuele Bruno, 39 anni, arrestato stamani dalla squadra mobile di Catanzaro, perché ritenuto uno degli autori e il mandante del duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo avvenuto nell'aprile 2002 nel Vibonese. Agli elementi investigativi raccolti dai poliziotti si sono aggiunte anche le dichiarazioni di 3 collaboratori di giustizia.